Perché essere pretestuosi significa aggrapparsi anche, ma che roba è? Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente, ci ho fatto un video di 10 secondi. E quindi sono, sono un mostro, oh, che cavalca, ma anche se fosse, tu fai la stessa cosa, tu fai di peggio, tu fai di peggio. No? Tu ne sei venuto a conoscenza, hai diffuso un po' questa notizia. E siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che qua non c'è mia moglie a placarmi. E potrei andare avanti all'infinito, Selvaggia. Io e te purtroppo non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me, perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute del mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Ma potrei andare avanti veramente all'infinito, veramente. Quindi io la chiudo qua. Cosa ne pensi della Guardia del Concerto? La Guardia del Concerto, ragazzi, io la conosco, lo conosco molto bene ed è un mito. Fa parte delle persone che per un anno non hanno lavorato ai concerti e quindi l'ho voluto io nella squadra. Non sapevo che fosse un meme vivente, giuro, non avevo idea che avesse questo potenziale, è diventato un super meme. Però sono contento per lui, è un gran lavoratore. Comunque, al netto di questo, sono veramente terribilmente deluso da me stesso in questo momento perché dopo quello che mi è successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione e questa è una terribile perdita di tempo. Quindi ragazzi, veramente un consiglio: non perdete tempo dietro a persone inutili, non fatelo, non fate la stessa stronzata che ho fatto io, perché io oggi sono un coglione.